Un anno di transizione? Guardando la classifica potrebbe sembrare così. A sentire i diretti interessati c'è molto di più. A Meolo e Roncade l'Elpis sta concludendo il campionato con l'obiettivo della permanenza in Serie C e quest'anno ha provato a lanciare in prima squadra alcune giovani. Quest'anno avevamo fatto una valutazione di dare più spazio magari ad alcune giovani che però sono ancora troppo giovani e siamo stati costretti perlomeno a gestire un campionato con l'obiettivo della salvezza. Siamo però tranquilli, comunque speriamo di ottenerla in tempi brevissimi e di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio dell'anno. La squadra titolare è cambiata rispetto allo scorso anno, anche se sono rimasti punti di riferimento. Dall'anno scorso è cambiato che abbiamo 3 nuove atlete, un palleggiatore e 2 bande. Stiamo andando abbastanza bene e cerchiamo di fare un campionato abbastanza decoroso e vediamo come andrà, insomma. Anche le seconde linee sono cambiate. All'Elpis Meolo le più esperte hanno seguito durante la stagione alcune giovani. Quest'anno sono state inserite delle giovani, ogni anno comunque so che la società punta all'inserimento delle giovani e direi che comunque la cosa è sempre positiva, loro hanno modo di crescere, noi le aiutiamo e anche noi cresciamo con loro, quindi penso che si siano integrate bene e sviluppando comunque un buon rapporto all'interno della squadra. Ecco. Un nuovo giovane innesto è stato quello di Giorgia Favaron, seconda palleggiatrice dell'Elpis Volley. Sono palleggiatrice, è il primo anno che gioco qui a Meolo in Serie C, è stata una bella esperienza e spero il prossimo anno di giocare titolare. E staremo a vedere dunque se ciò accadrà. Nel frattempo, all'Elpis una costante è sicuramente il tecnico Fabio Fontana, che ha instaurato un ottimo rapporto con le atlete. L'allenatore è qui da 2 anni, è una persona sicuramente a mio avviso positiva, ci ha dato tanto, ci aiuta tantissimo e che dire, io non posso sicuramente lamentarmi come penso tutte le mie compagne, siamo soddisfatte e contente di lui. Un rapporto aperto e spirito di collaborazione, questi sono i capisaldi della politica Elpis, della quale allenatori e giocatrici beneficiano. Meolo è una spiaggia ideale per quanto riguarda riuscire a mettersi d'accordo, abbiamo sempre trovato una sintonia d'assieme anche nelle condizioni più difficili. Forse è anche una qualità, se mai dopo il mercato ci impone delle regole dobbiamo necessariamente accettarlo. Ecco allora che l'Elpis pensa già al futuro e cerca nel vivaio nuove forze per la nuova stagione in Serie C. Le giovani in prima squadra, come ho detto, sono sempre ben accetti. Noi cerchiamo comunque durante gli allenamenti settimanali di portare sempre qualcuno. Adesso verso la fine di stagione, quando sono finiti gli obiettivi della seconda squadra, portiamo 3-4 ragazze che vengono costantemente e si applicano molto, questo è doveroso dirlo. Noi cerchiamo sempre di portare, se non per età cronologica, soprattutto per l'impegno che ci mettono. Poi dipende sempre da loro, dalle famiglie e dai dirigenti che naturalmente devono cercare di dare sempre un motivo in più perché la prima squadra sia un obiettivo della società. Tutto prosegue senza intoppi a quanto sembra. Esperienza e supporto dagli sponsor locali come la Banca di Monastiere del Sile non mancano. Il binomio va avanti da parecchio tempo perché noi, essendo banca territoriale, teniamo molto alle società sportive del nostro territorio. Per noi l'Elpis Meolo è una delle società di riferimento, ha fatto sempre degli ottimi risultati ed è uno dei motivi per i quali diamo ben volentieri il nostro contributo al sostegno di questa iniziativa, di questa squadra.